finito anche voi, dai. Vabbè, partiamo da lui che ha già giocato. Ha già giocato un pezzo di partita, quindi insomma, come ti è sembrato l'arrivo, il primo impatto, i primi 20 minuti che hai giocato? È importante. Io è da tanto tempo che non ho giocato e mi serviva un po' di minutaggio e il mister me l'ha dato subito. E ho visto una bella squadra compatta che ha voglia di cambiare la classifica e tutto. E io sono contento di far parte di questo gruppo, che sono dei bravi ragazzi. Ho fatto solo 2 giorni, mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno accolto bene, il mister, tutto, la società. Dico grazie, per le prossime partite cercheremo di dare di più. Baric, invece tu hai visto la partita? Sì. Ecco, allora che impressione da fuori, visto che non sei... Pure da fuori sembrava la squadra veramente compatta, si vedeva il lavoro tra ragazzi, che uno lavorava per l'altro, l'ho visto molto bene. Ok, quindi non vedi l'ora di iniziare anche tu? Certo, sicuramente. Quindi tra l'altro tu eri stato anche contattato dal direttore in estate, se non ricordo male, giusto? O l'avevi cercato? Sì. Sì. Quindi poi diciamo che la cosa è da un 6 mesi di ritardo, allora con quale spirito insomma affronti questa nuova esperienza? Ancora con spirito giusto, sicuramente sono veramente carico. Ero quindi mia prima seria stagione in Serie B, ero una volta con Catania, però quando non giocavo tanto sono veramente carico di fare tanto per questa squadra. Cioè per dimostrare che anche in Serie B insomma puoi dire la tua. Certo. Tra l'altro tu nasci come seconda punta, se non sbaglio, poi invece però insomma puoi fare un po' tutti i ruoli davanti e nell'ultimo periodo hai giocato anche come esterno, no? Sì, io facevo pure esterno già pure da prima, poi ho fatto pure la punta, poi l'anno scorso mi ha messo pure come quinto, esatto. L'ho fatto molto bene. Comunque io mi sento di stare pronto a qualsiasi ruolo. Hai già avuto modo di parlare anche col mister? Sì, abbiamo parlato un po', però solo un po' per adesso. Ma cosa ti ha detto? Ti ha dato benvenuto e poi non so, ti ha chiesto certo, fuori da te? O come sto e tutte queste cose di inizio. Anche perché tu hai giocato in questa prima parte di stagione, perché tanti nuovi arrivati sono reduci da un periodo in cui non hanno giocato. Tu in 20 minuti nelle gambe, insomma, come forma sei? Sì, bene? Sto bene, sì. Penso che va bene, devo ancora migliorare in forma, però già sto bene. Ma la tua prospettiva era comunque quella di lasciare Catania, oppure se non fosse arrivato il Padova saresti rimasto lì almeno fino a fine stagione? Com'è andata la trattativa? Probabilmente rimanevo là se non venivo qua al Padova adesso. Padova quando ti ha contattato l'ultimo giorno, oppure già c'era qualcosa? No, l'ultimo giorno. Hai fatto un blitz, Giorgio? È stata un'idea nell'ultima giornata, dai. Ma tenuto in mente come anche alternativa sulla sinistra, cioè perché è un po' un jolly per quello? Ma allora è nata un po' perché nei giorni precedenti avevamo intavolato la trattativa lì per la cessione di Sarno e gli avevo chiesto cosa facevano di Baric, loro mi hanno detto che non lo davano via. E invece l'ultimo giorno, in mattinata, così avevo incrociato il suo agente, mi ha detto ma perché non prendi Baric? E io ho detto non lo danno. Fa una ora che adesso se forzi un po' la mano te lo faccio dare. Però da lì è nata l'idea di provare a capire se c'erano le condizioni, poi il Catania si è messo a disposizione, lui anche, quindi siamo riusciti a fare l'operazione in poco tempo, dai. Mentre con lui Fagiano ti ha detto te lo do tranquillamente. E lui era un po' più complicata perché il ragazzotto qui aveva un po' di pretendenti. No, aveva qualche richiesta in più, dai, e comunque il Parma aveva bisogno di fare anche altre operazioni dove non l'hanno buttato dentro, e quindi alla fine c'è stata la possibilità di prenderlo, ovviamente con l'aiuto del Parma anche. Ma anche per te, tu comunque saresti andato via, immagino, oppure potevi anche restare a Parma fino a fine stagione? No, devo andare a giocare perché ho rimasto 6 mesi senza giocare, volevo giocare, avevo dichiarato al mio agente tutto che volevo giocare. 6 mesi ancora
rimanere fermo non me ne sentivo, quindi volevo giocare a tutti i costi. Ma perché D'Aversa ha fatto delle scelte tecniche diverse, sì, insomma, quindi non c'era spazio per te, insomma. No, non ha fatto la società, non so, hanno fatto delle altre scelte, quindi io ho accettato tutto. Ho visto oltretutto che c'era stato anche un comunicato dei tifosi del Parma che dicevano fatelo giocare perché sei stato uno dei protagonisti della cavalcata dalla Serie D alla Serie A, quindi immagino che magari il dispiacere più grande sia stato lasciare anche questi tifosi. È vero, perché fare 3 anni e mezzo in una società e salire in tutte le categorie non era facile. Era la mia seconda casa, sapevo tutto lì, quindi alla società ho visto tante persone andare e tornare, quindi sapevo tutto della società. I tifosi mi hanno chiesto questa cosa e la società l'ha fatta. Non sapevo fino a quando poteva durare, quindi io volevo giocare. Giocando solo si toglie certe soddisfazioni, quindi io volevo giocare e ho chiesto di andare a giocare pure. Avevi altre richieste, immagino, in Serie B? Sì, avevo altre richieste e il Padova era l'ultima che mi è arrivato e io l'ho accettato perché il mio procuratore eravamo già destinati a altre scelte che mi ha detto e quando mi ha chiamato mi ha detto il Padova, io ho detto subito sì, ci vado. Perché a me pure mi piacciono le sfide, è una sfida importante e ci voglio. Ho detto di sì subito. Ma cosa ti ha convinto del Padova? Conoscevi qualcuno? Cioè, perché hai deciso Padova? Cioè, insomma, ti hai chiamato XY, dovevi andare a XY, e al Padova, vado al Padova, perché cioè, al di là della sfida voglio dire... No, erano delle squadre estere. Ah. E poi c'era Serie B qualche squadra, ma io ho preferito di venire a Padova perché come mi ha parlato il procuratore, come mi ha parlato tutto, sapevo pure il Padova ha preso dei giocatori, voleva salvarci tutto. Io ho scelto subito il Padova. Senti, tu sei anche un giocatore che dà anche imprevedibilità davanti, no? Perché puoi fare un po' tutti i ruoli, sei tecnicamente molto valida. Quel mister cosa ti chiede, cosa ti ha chiesto anche non so l'altro giorno quando ti ha messo in campo? Il mister gioca, mi sa che gioco tutte le formazioni, io posso fare tutti i ruoli davanti e io sono a disposizione perché abbiamo parlato solo un giorno o due, quindi io sarò a disposizione di fare tutti i ruoli e l'importante è la squadra. Bisogna giocare per la squadra e a questi momenti siamo tutti in difficoltà, siamo lì, dobbiamo dare di più tutti e essere uniti perché correndo uno l'uno per l'altro solo così si può salvare perché non è il momento di pensare dove devi giocare, è il momento di pensare alla squadra perché abbiamo bisogno di fare punti e se dobbiamo fare punti dobbiamo dare tutto il massimo e non è il ruolo che mi interessa. Ora è i punti. Okay. Tu hai segnato qui a Padova, forse uno dei gol più importanti in quell'anno per il Parma, perché avete vinto 1-0 con lo scontro diretto e poi siete arrivati 2 secondi e avete vinto il playoff, no? Che ricordi hai di quella partita? Mi ricordo bene, stavo difendendo la casacca del Parma e abbiamo vinto 2-1 qua. Mi sa che all'andata avete vinto voi, non 4. All'andata no, non avevo giocato, quindi al ritorno... per quello. no, al ritorno abbiamo vinto perché era lo scontro diretto. C'erano 3 squadre, noi Padova e il Venezia, quindi dovevamo vincere per forza e l'abbiamo fatto. Comunque D'Aversa ti ha dato sempre fiducia, poi anche il Milan l'anno scorso. Quanti gol hai fatto l'anno scorso? Uno con l'altro. Hai fatto uno, vero? Sì, uno. Però hai fatto presenze anche abbastanza. Sì, ne ho fatti presenze, 28. Conosci già tu i tuoi compagni d'attacco, insomma, Bonazzoli, Mapogu, Capelli? No, ma Cocu l'ho visto giocare tante volte. Ho giocato contro e l'ho già visto giocare. Bonazzoli non lo conosco, gli altri no, però li ho visti, lo so che sono dei giocatori validi, bravi, quindi non ci sono problemi. Te Max conoscevi già qualcuno invece di giocatori? Li conosco come giocatori, però personalmente no. Sì.
Dici qualcosa in più magari sul fatto appunto che in Serie B hai fatto solo qualche partita col Catania, hai fatto poi per il resto prevalentemente Serie C, no? Sì. Cioè, che cosa ti aspetti alla fine, al di là insomma di voler dimostrare insomma che sei un giocatore anche di questa categoria? Certo che posso aiutare. Credo che ci sia anche curiosità, no? Da parte tua. Sono convinto che posso fare pure la differenza in Serie B e certo di aiutare la squadra al massimo possibile. Nel ruolo di esterno tu come lo interpreti? Nel senso, molto offensivo, hai curato più la fase difensiva in quest'ultimo anno? Sì, penso che nell'ultimo anno, 2 ho fatto pure molto bene la fase difensiva, quindi pure come attaccante ho già lavorato tanto per la squadra in difesa, quindi in questo senso ho migliorato tanto secondo me. Però credo che all'inizio loro, cioè Paolo ti voglia far giocare come quinto, credo, poi magari all'occorrenza, visto che hai fatto anche l'attaccante, se c'è bisogno tipo... Certo, poi se c'è bisogno certo che mi metto a disposizione pure là. Però ecco, sarà quello credo, no? Il tuo ruolo in partenza, credo, no? Cioè, vediamo cosa decide mister. Lo mettiamo dove ci fa vincere qualche partita. Certo. Poi che sia esterno attaccante o no, mai. Certo. Era per capire un attimo se... È abbastanza duttile, dai, lui come Ives, giusto? Ives. Dai, sono giocatori che hanno caratteristiche un po' particolari, possono giocare in diversi ruoli davanti, dai, uno è più imprevedibile, uno è un giocatore potente, quindi... Il mister alla vigilia della partita, quindi sabato, diceva non possiamo pensare che Longhi e Morganella facciano tutte le partite, quindi ci serve un giocatore come... Sì, no, dopo Pierpaolo c'è allora anche da dire che noi adesso dobbiamo trovare continuità di risultati, ma dopo dovremo cercare di forzare anche qualche partita, quindi se mettiamo qualche esterno insomma, più offensivo rispetto a qualche giocatore più di contenimento, abbiamo fatto queste scelte anche in quella funzione lì, dai. Volevo chiederti, hai detto che avevi offerte anche dall'estero, volevo chiederti che squadre ti avevano cercato, da che paesi, se puoi dircelo così, perché è anche una scelta importante, no? Il fatto di muoversi anche di campionato. Devo dirla, non so, ormai sono passate, sono squadre 2 in Grecia e una in Danimarca. Però ormai sei in Italia da tanti anni. Da 10 anni, sì. Quindi insomma sei particolarmente legato, immagino, all'Italia. Sì, no, ma non volevo anche andare via perché l'Italia lo conosco, però gli altri paesi non è che sei nuovo, non sai cosa trovi. Siete fiacchi ragazzi stamattina, siete stanchi dal mercato? Lunedì mattina è per tutti. Mezzogiorno e mezzo. Passiamo alle TV. Dai, grazie. Dai.